L'Auditorium Comunale di Pozzuolo del Friuli ha ospitato la premiazione dei vincitori del quarto concorso letterario Fatti d'Arme di Pozzuolo del Friuli, rivolto agli studenti delle classi terze delle scuole secondarie di primo grado del comune friulano. L'iniziativa, voluta dal comune di Pozzuolo del Friuli, in collaborazione con l'Istituto Scolastico Comprensivo e la Brigata di Cavalleria, giunta alla quarta edizione, ha lo scopo di mantenere vivo, nelle giovani generazioni del luogo, il ricordo di un importante e tragico evento bellico. Il 29 e 30 ottobre 1917 i reggimenti Genova Cavalleria, IV, e Lancieri di Novara, V, arrestarono l'avanzata austro-tedesca, consentendo il ripiegamento e la successiva riorganizzazione dell'esercito italiano oltre il fiume Tagliamento. Alla manifestazione ha partecipato il sindaco Nicola Turello, il comandante della Brigata di Cavalleria Pozzuolo del Friuli, generale di brigata Vasco Angelotti, i vertici nazionali dell'Associazione Nazionale Arma di Cavalleria e le rappresentanze dei reggimenti che costituiscono la grande unità goriziana. Al termine della cerimonia si è tenuto il concerto della fanfara della Brigata di Cavalleria.